E ora passiamo la linea al nostro Mimmo Calore per importanti aggiornamenti su meteo e traffico. Vai Mimmo! Grazie Marco per la linea, un saluto a tutti voi, ciao ciao con la manina dal vostro inviato Mimmo Calore per news su traffico e meteo della nostra amata terra veneta, come potete vedere. Qua non mi pare veneto né chi parla né la cartina, scusa. Ma come diciamo noi veneti, Point 6, tutti fratei. Ma senza indugio andiamo a scoprire le news sul traffico in A4 direzione Venezia, mi raccomando, fate molta attenzione perché c'è un cecchino all'uscita autostradale Mira Oriago, fate molta attenzione soprattutto se dovete andare a Oriago, perché lui mira Oriago. Sì, certo. Se invece vi recate a Venezia potete allenarvi, anzi vi consigliamo di allenarvi tantissimo sui calci di punizione, così potete anche superare agevolmente la barriera di Mestre. Naturalmente noi siamo qui anche per darvi altre informazioni e ricordiamo a tutti quanti che Interporto non è una partita di Champions League ma una zona industriale della zona di Padova, come potete vedere, e che ci segnalano tantissimi rallentamenti soprattutto nella statale provinciale noalese, dove c'è un signore che sta guidando piano, forse perché ha una signora a fianco, sua moglie, che sta leggendo la cartina, gli deve dare delle informazioni, ma probabilmente se c'è tutto questo traffico lei noalese. Potessi fumati a cartina, Mimmo. Ricordiamo anche i rallentamenti sulla statale Romea, perché sei tu Romea. Deve aver fatto un incidente una Giulietta, vero? Bravo Marco, bravo, intelligente, bravo, bello, anche come diciamo noi veneti, sei se bravi, sei se bei, tose maridei. Ma chiudiamo anche no, grazie. Chiudiamo con una notizia chiusa momentaneamente, la statale 51 Alemagna. E allora segnatevelo, cos'è successo? Probabilmente Ale in pausa pranzo, aspettiamo che magna, poi quando torna la riapre. Arrivederci alla prossima puntata del Meteo del Traffico con Mimmo Calore. Ciao con la manina!